Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Porticello, attesa per le autopsie delle 7 vittime del naufragio del Beijian. Nelle prossime ore il via a nuovi interrogatori. Si comincerà con il comandante del velero affondato, già sentito in un primo momento. Stasera preghiera di cordoglio sul lungomare. È già polemica per i costi dei 2 concerti che il Volo registrerà a fine mese ad Agrigento, in onda a Natale su Mediaset, operazione da più di 1 milione di euro, finanziata in gran parte dalla regione siciliana. La pioggia degli ultimi giorni non ha attenuato l'emergenza idrica. Nelle prossime settimane potrebbe scattare il razionamento, soprattutto a Palermo. Afflusso record intanto nelle belle spiagge delle coste di Ragusa e Siracusa. Le bandiere blu e verdi che sventolano sulle rive confermano la purezza delle acque. Catania, finite le vacanze, sorprese in arrivo, multe fino a 20.000 euro per chi abbandona la spazzatura per strada. La linea dura partirà dal quartiere San Cristoforo. Stasera a Marina di Modica, concerto di Edoardo Bebennato con il suo rock travolgente, interpreterà i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti, quelli del nuovo album Non c'è. Calcio, in Serie B Palermo sconfitto a Pisa per 2-0 per il rosanero, è il secondo KO consecutivo ed è già a crisi. Serie C, Catania conquista un punto nella prima giornata di campionato. Finisce 0-0 in casa del Sorrento, squadra volitiva ma incompleta. Serve intervenire sul mercato. Bentrovati a Porticello, al via la battaglia delle assicurazioni per lo scafo finito in fondo al mare, mentre si preparano le lunghe operazioni di recupero del relitto. Ci vorranno 2 mesi in attesa delle autopsie e dei nuovi interrogatori. Stasera sul lungomare di Porticello un momento di preghiera per le vittime. Manlio Viola. Una tragedia che si poteva evitare frutto di una lunga sequenza di errori. Tutti gli elementi e tutte le dichiarazioni tecniche sembrano convergere su questa tesi per spiegare l'affondamento del Beijian, il veliero di lusso colato a picco a Porticello. Anche i costruttori della Perini Navi, rinomato cantiere navale italiano, non ci stanno a ricostruzioni diverse. Si tratta di un veliero praticamente inaffondabile, dicono, a meno di non aver lasciato aperti i portelloni laterali. Tutte supposizioni che dovranno essere dimostrate però dalle perizie tecniche sulla nave, per effettuare le quali è indispensabile il recupero del relitto dal fondale di 49 metri, dove si è adagiato sul fianco destro. Saranno le imprese specializzate incaricate dall'armatore della nave a recuperarlo. Sono già in corso i contatti fra l'azienda e la Capitaneria di Porto, che riceverà nei prossimi giorni un piano di intervento e il riferimento degli incaricati del recupero. Tutto sarà sottoposto a verifiche tecniche e ad un'approvazione anche da parte della Procura di Termini Imerese, oltre a Capitaneria di Porto e Autorità Portuale. Dall'inizio delle operazioni per tirare a secco il relitto occorreranno almeno 8 settimane. Una operazione che interessa anche la schiera di periti e di avvocati britannici arrivati in Sicilia con incarico da parte delle varie compagnie assicurative coinvolte nella vicenda. Bisognerà capire a chi tocca pagare i danni miliardari di questa tragedia. Il solo veliero è assicurato per 2 miliardi. Intanto velivoli della Guardia Costiera attrezzati con videocamere termiche sorvolano periodicamente l'aria alla ricerca di eventuali sversamenti di idrocarburi. Nei serbatoi della nave infatti ci sono 18.000 litri di gasolio. Al momento la chiusura stagna tiene, ma se dovesse cedere si rischia il disastro ambientale. Infine sul lungomare di Porticello è stato organizzato un momento di preghiera per le vittime al quale partecipano anche i soccorritori. A fine agosto il Volo registrerà 2 concerti ad Agrigento, perché nel 2025 sarà capitale italiana della cultura, come sapete. Lo spettacolo sarà trasmesso a Natale sulle reti nazionali. È un'operazione da più di 1 milione di euro, finanziata in gran parte dalla regione siciliana, ed è già polemica. Luca Ciliberti.
Costerà 1,2 milioni di euro, 900 da parte della regione siciliana, 300 da parte del governo nazionale, e la Valle dei Templi rimarrà chiusa per 2 giorni, il 31 agosto e il 1 settembre. La polemica per il concerto natalizio del Volo, che andrà in onda sulle reti Mediaset per la notte di Natale e sull'emittente pubblica televisiva statunitense PBS a partire da fine novembre per tutto il 2005, è diventata anche oggetto di scontro politico. La critica che ho sollevato verso il concerto del Volo non è fine a se stessa, è semplice. In un momento storico in cui ad Agrigento manca persino l'acqua, cosa fa la regione siciliana? Pensa di spendere 1 milione di euro per un concerto che, con tutto il rispetto per il Volo, dovrebbe promuovere Agrigento Capitale della Cultura. Per promuovere Agrigento Capitale della Cultura bisogna fornire a quella città gli strumenti necessari per una città normale. Nei giorni scorsi la regione ha reso noto l'iniziativa che ha lo scopo di lanciare nel mondo Agrigento Capitale della Cultura 2025. Per tutelare l'importante patrimonio archeologico del sito sono stati autorizzati al massimo 600 posti a sedere a sera. Un concetto che ha suscitato clamore anche perché è stato richiesto di indossare abiti non estivi, proprio perché lo spettacolo andrà in onda a fine anno. Un'inversione di rotta a partire anche dalla congruità dei costi e dalla modalità di affidamento, che anche in questo caso è fatta tutto con affidamento diretto senza gara pubblica. Ecco, ancora una volta si scrive una pagina triste per la Sicilia. Respinge le accuse il presidente della regione Renato Schifani e prova a spegnere le polemiche invece il sindaco di Agrigento. Relativamente alle polemiche sul concerto del Volo, posso affermare che appaiono sterili e strumentali, alimentate da chi evidentemente non ha a cuore il bene e lo sviluppo della nostra terra e con ogni probabilità sono anche sollevate da meri fini elettorali. Invece di fare polemiche sarebbe opportuno infatti riconoscere l'altissimo valore culturale dell'evento in programma, che rappresenta un'occasione unica per la promozione turistica della Valle dei Templi, di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e dell'intero territorio siciliano. La pioggia degli ultimi giorni non ha attenuato l'emergenza idrica. Nelle prossime settimane potrebbe scattare il razionamento, soprattutto a Palermo. Marco Gullà. Nonostante le copiose piogge degli ultimi giorni, la situazione degli invasi in Sicilia e in particolare a Palermo e provincia non migliora e il conto alla rovescia è già cominciato. Non per il 31 dicembre, data profetizzata per la fine delle risorse idriche, ma per il 12 settembre, l'inizio delle scuole. La situazione è decisamente critica e le piogge che hanno interessato la nostra isola nei primi giorni della settimana non hanno attenuato l'emergenza. Ecco allora che nella cabina di regia che gestisce l'emergenza idrica si torna a parlare di razionamento delle risorse, ma sottovoce, perché ai piani alti della regione questa parola non piace proprio. Se ci focalizziamo solo su Palermo, servono 3.000 litri al secondo per la città e la provincia, 750 provengono dai pozzi, 850 dalle sorgenti, 1.300 dagli invasi, 100 dai fiumi. La sorgente di Scillato, che ordinariamente riesce a dare 800 litri al secondo, oggi ne dà circa la metà e potrebbe scendere ancora. Se dovesse calare ulteriormente la disponibilità dagli invasi, la rete di distribuzione di Palermo potrebbe non riuscire ad andare completamente in pressione e lasciare pezzi di quartiere a secco, soprattutto in periferia. Ma anche nelle altre città siciliane non va meglio, come ad Agrigento e Trapani. Sarà un settembre decisivo, soprattutto per le linee che il governo adotterà per fronteggiare quella che ormai è l'emergenza dell'anno. Una 23enne di Ioppolo Giancaccio, vicino ad Agrigento, ferito al polmone e alla colonna vertebrale da un colpo di pistola, è ricoverato in gravissime condizioni. Rischia di rimanere paraplegico. La sparatoria durante una lite con un coetaneo davanti a un locale. In caserma, per essere interrogati, numerosi ragazzi. 131 migranti sono sbarcati stamane a Lampedusa. I profughi hanno riferito di avere pagato agli scafisti da 4.500 a 6.700 euro per il viaggio iniziato dalla Libia. I rifugiati sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento sono presenti 674 migranti. Tra loro anche una giovane etiope che ha partorito sul barcone. La neonata e l'altra figlioletta della donna sono stati trasferiti con l'elisoccorso negli ospedali di Palermo. Nel Ragusano un'automobile ha investito un monopattino ieri sera lungo la strada tra Vittoria e Scoglitti. Morti, dopo il trasporto in ospedale, i 2 giovani tunisini che erano a bordo del veicolo a 2 ruote.
Ma adesso vediamo le altre notizie di questo weekend del controesodo. Oggi il traffico è tornato alla normalità, ma ieri e venerdì sono state 2 giornate da bollino rosso sulle autostrade siciliane, con lunghi incolonnamenti anche a Messina per gli imbarcaderi. Sentiamo Simona Mazzone. Vacanze concluse e ferie esaurite per molti italiani che questo fine settimana si sono messi in moto per il rientro. Da lunedì si torna al lavoro e così è partito già venerdì il controesodo del weekend. Fino a ieri situazione critica sulle strade e autostrade siciliane, specie sulla A19, la Palermo-Catania e sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, che hanno registrato traffico intenso. Oggi la circolazione è tornata alla normalità anche su quelle arterie più critiche dopo 2 giorni da bollino rosso. Rallentamenti invece riscontrati dal personale dell'ANAS sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria, con auto in coda a Villa San Giovanni per gli imbarcaderi che portano in Sicilia, con circa un'ora di attesa. Si è invertita la situazione per chi dalla Sicilia vuole raggiungere le coste della Calabria coi traghetti. Fino a ieri almeno 2 ore di attesa con lunghi incolonnamenti a Messina in Viale Boccetta, mentre oggi il traffico è tornato alla normalità in attesa dell'ultimo rientro a cavallo tra agosto e settembre della prossima settimana. Chi va via dalla Sicilia si lascia alle spalle calde giornate di sole che ancora caratterizzano l'isola, dove un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo assolato ovunque, ad esclusione di qualche nuvola nelle zone interne, mentre tempo un po' più instabile potrebbe arrivare a metà della settimana prossima, prima di un possibile ritorno alle alte temperature che hanno caratterizzato quasi tutto il mese di agosto. Intanto, dopo il boom di presenza a Ferragosto, il flusso dei turisti non si esaurisce. Anche in quest'ultima settimana del mese, prese d'assalto soprattutto le spiagge della costa ragusana e siracusana, complici le calde temperature, come si diceva, ma anche e soprattutto le bandiere blu e verdi del mare pulito. Veronica Barbarino. Ombrellone e lettini in riva al mare o in spiaggia libera con un telo sulla sabbia. Dopo il boom di presenze a Ferragosto, il trend non sembra placarsi. Complici le calde temperature e l'afa che non esitano ad abbassarsi. E anche nell'ultima settimana di Ferragosto le spiagge vengono prese d'assalto. Lungo la costa ragusana e siracusana, turisti autoctoni scelgono la sabbia dorata e le acque cristalline per rigenerarsi e godere degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in città. Ampia la scelta dei luoghi in cui rilassarsi nelle 2 province con il maggior numero di bandiere blu e verdi che sventolano sulle spiagge, testimonianza della qualità e della sicurezza del loro mare, ideale per le famiglie con bambini. Ma le vacanze per molti turisti ancora devono incominciare. In tendenza già negli anni passati è prevista in forte crescita per il 2024 la scelta di settembre come mese ideale per staccare la spina. Con il sole ancora alto e caldo, meno caos e tariffe più convenienti, il mese alle porte si afferma come una vera e propria alta stagione per il turismo. Finite le vacanze, a Catania arrivano le sorprese, multe fino a 20.000 euro a chi abbandona la spazzatura per strada. Partirà dal quartiere San Cristoforo la lineatura da parte della Gema, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Oltre alle telecamere segnaleranno queste nuove multe nuovi cartelli con i divieti. Desiree Ferlito. Divieto di abbandono rifiuti e telecamera in bella vista. Più chiaro di così non si può. E poi multe da 1.000 a 20.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Qui siamo a San Cristoforo, a Catania, dove nella notte tra venerdì e sabato la Gema ha avviato un piano straordinario per rimuovere le microdiscariche e evitare i rischi per l'igiene. L'obiettivo è abituare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti. Le videocamere installate servono a ricordarlo costantemente. Le multe salatissime come ulteriore deterrente. Da notare che il conferimento in discarica dei rifiuti non differenziati costa alla comunità 380 euro a tonnellata, costo che grava sul calcolo della Tari, a Catania tra le più alte di tutta Italia. A incidere poi sull'immagine della nostra città le strade ancora sporche di cenere vulcanica. A 10 giorni dalle ultime missioni, molti quartieri sono ancora strapieni di terra. La Gema ha in programma un'altra settimana di pulizia straordinaria. Restiamo a Catania, parcheggi blu, un servizio utile e necessario, ma non sempre le colonnine per pagare il biglietto sono ben visibili o vicine allo stallo. E così turisti e cittadini si trovano spaesati in cerca del cartello giallo con la scritta "Paga qui".
Orazio Longo. A volte c'è il cartello, ma non c'è la colonnina. Altre volte, per contrappasso, c'è la colonnina, ma non c'è il cartello. E quando ci sono entrambi, sono un po' lontani da dove hai parcheggiato. Qui siamo in via San Giuliano, abbiamo appena parcheggiato la macchina, cerchiamo una colonnina dove poter pagare il biglietto. Dall'incrocio con via Ventimiglia fino a piazza Teatro Massimo non ci sono colonnine per pagare il biglietto blu. Il segnale poi lo ritroviamo all'inizio di via Coppola, ma la colonnina valla a cercare. Più avanti, oltre via Etnea, c'è da farsi una bella salita per raggiungere l'installazione in via Santa Maddalena, e questa è via Manzoni, dove c'è una sola colonnina a inizio di strada. L'abbiamo trovata, adesso facciamo il biglietto e poi torniamo dove abbiamo parcheggiato, cioè là sotto. Di esempi se ne potrebbero fare altri, ma non vuole essere una polemica. Va detto infatti che le colonnine funzionano, accettano regolarmente monete e anche carte di credito e sono anche abbastanza intuitive nel loro utilizzo. Quello che si vuole far notare è che di giorno per il caldo, di sera per la poca luce. A proposito, le strisce blu in molte zone sono quasi invisibili, del tutto cancellate. È capitato non raramente di vedere cittadini spaesati nel cercare la colonnina per pagare il parcheggio. Forse sarebbe il caso di segnalarle meglio e magari di metterne qualcuna in più. Pagare per un servizio non è purtroppo sport nazionale, da nord a sud, e se manca pure l'incentivo della comodità, che sia Catania, Palermo, Trapani, Messina e chissà dove ancora, il rischio è di trovare auto parcheggiate così, giusto per togliersi il pensiero. Beh, ha perfettamente ragione. Adesso andiamo a Sant'Alfio, dove è tutto pronto per stasera, dove è in programma la 42esima targa d'argento Castagno dei 100 cavalli. È un riconoscimento che celebra la sicilianità nel mondo. Tra i premiati di quest'anno Francesco Moser, icona del ciclismo italiano. La serata sarà presentata da Adriana Volpe e Ruggero Sardo e noi mandiamo un caro saluto agli amici Adriana e Ruggero augurando loro buon lavoro. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi dalle 18 in esclusiva su Antenna Sicilia, la Varia di Palmi. In diretta da Palmi vedrete le immagini intense di una festa di fede, arte e cultura, una manifestazione storica, patrimonio dell'UNESCO, che dai 600 anni celebra con fervore e devozione l'Assunzione della Madonna. Dalle 18 in diretta, ricordo, su Antenna Sicilia. Musica, questa sera a Marina di Modica, concerto di Edoardo Bennato. Con il suo rock travolgente interpreterà i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti, tratti dal nuovo album Non c'è. Simona Mazzone. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. 78 anni compiuti il mese scorso, di cui oltre 50 trascorsi sul palco a raccontare la storia del rock italiano. Sbarca questa sera a Marina di Modica all'Auditorium Mediterraneo Edoardo Bennato con la sua formazione storica B-Band. Musicista poliedrico da sempre sulla scena con i suoi testi, a volte un po' romantici, altre ironici e graffianti, che raccontano uno spaccato del mondo contemporaneo con la sua inconfondibile energia. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Stasera attesissimo dal pubblico di ogni età, pronto a cantare con il cantastorie rock e ad emozionarsi per un viaggio musicale tra brani storici e nuove canzoni tratte dal suo ultimo album Non c'è, che li farà immergere in una favola moderna. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. Stasera a Marina di Modica, tra poco il calcio con la delusione del Palermo sconfitto per la seconda volta e il pari del Catania con il Sorrento. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Palermo, secondo KO consecutivo, a Pisa non c'è storia, 2-0 per i nerazzurri e già crisi per il rosanero. Marco Gullà.
2 partite di campionato, 2 sconfitte, 0 punti, 3 reti subite e nessun gol fatto. Se non è un inizio drammatico, ci siamo comunque molto vicini. Il Palermo perde anche alla seconda gara di campionato all'Arena Garibaldi. Il Pisa vince meritatamente 2-0 e mette a nudo i limiti del nuovo Palermo, o forse verrebbe da dire del vecchio Palermo, perché la squadra, nonostante il cambio di guida tecnica e i nuovi innesti, è decisamente somigliante a quella della passata stagione. Il Palermo è sfilacciato, senza idee, con un gioco balbettante e con un attacco spuntato. Non poteva iniziare peggio il campionato dei siciliani. Anche ieri a Pisa il solito pasticcio difensivo ha regalato gol agli avversari. Il match si sblocca al sesto quando l'Eris vince il contrasto con Pierozzi e Crossa. Nedelciaru la mette incredibilmente nella sua porta. 1-0 Pisa. 4 minuti dopo subito chance per il raddoppio dei nerazzurri che colpiscono una traversa con Caracciolo. Il Palermo reagisce al 18° con Ranocchia, tiro dal limite dell'area dal 10 rosa che si spegne di poco a lato. Poi alla mezz'ora Di Francesco riesce goffamente ad anticipare Saric per quello che poteva essere il gol del pareggio. Ripresa dentro Vasic, Nedelciaru si fa male, entra anche Peda, Brunori va ad un passo dal gol del pareggio ma sempre fa un miracolo. Il Pisa gioca di rimessa e trova in contropiede il sigillo del 2-0 con Bonfanti, bravo e freddo sotto porta a battere Desplanche. Nel finale di match i rosaneri hanno un paio di occasioni per riaprirla ma Brunori ed Henry non riescono a segnare. Finisce 2-0, Palermo bocciato anche alla seconda e martedì nel turno infrasettimanale siciliani allo Zini contro la Cremonese. Esordio in campionato con un pareggio per il Catania, 0-0 a Potenza con il Sorrento. Gruppo solido, approccio volitivo, ma organico incompleto e spuntato. È necessario sbloccare il mercato in entrata. Marco Carli. Un punto di partenza. Il campionato del Catania si apre con lo 0-0 di Potenza contro il Sorrento e di quello che si è visto in campo c'è da essere soddisfatti. Come col Crotone, nonostante gli uomini contati, i rossazzurri hanno mostrato carattere e anche qualità. Hanno avuto un approccio, un atteggiamento giusto all'inizio di gara, potevamo sfruttare meglio un paio di situazioni che il primo tempo le avevamo create anche con qualità. Dobbiamo mettere più energia, più cattiveria negli ultimi 16 metri, però per come siamo arrivati oggi la squadra ha dato il massimo. La partita si legge nel primo tempo volitivo con 3 occasioni costruite e nella ripresa di gestione anche di calo fisico, ma i rischi occorsi sono stati contenuti. Beters compie un solo intervento, seppur importante, su Musso. Non prendere gol è fondamentale, ci lavoriamo tanto sulla fase difensiva, quindi riusciamo a lavorare bene di reparto, essere forti sull'uomo, cercare di dare meno spazio possibile agli attaccanti. Adesso c'è la fase cruciale del mercato, paletti economici o meno, la squadra va completata. È normale che bisogna migliorare, fare qualcosa di diverso in questi 10 giorni, 7 giorni di mercato, che la situazione possa cambiare. Il sorriso c'è comunque, ma resta un sorriso a denti stretti. È importante anche il sorriso con cui si affronta questo momento. Negli ultimi 2 anni le prime due partite sono perse, le prime partite, quindi già aver fatto una prestazione del genere il sorriso viene da quello, non da altro. Prima giornata di campionato per il Messina che ospita stasera al Franco Scoglio il Potenza. Trapani in campo domani a Foggia. Sergio Colosi. In un Francoscoglio deserto senza tifosi, il Messina inizia oggi tra incertezze, solitudine e contestazione il 4º campionato consecutivo in Serie C. L'esordio è contro un Potenza in buona forma, che ha raggiunto gli ottavi di Coppa Italia eliminando Cerignola e Benevento, ma a sorpresa senza l'attaccante Di Grazia, che ha rescisso il contratto. In casa Messina la notizia di campo positiva è il recupero del difensore Marino. Saltano alla prima invece lo squalificato Petrungaro e gli infortunati Morleo e Cominetti. Modica si affida al 5-3-2 con Curtosi in porta in attesa del miglior Krapicas. Difesa con Lian, Dir, Manetta, Marino e Ortisi. A centrocampo Frisen, Anselmo e Garofalo. Attacco leggero con Luciani e Natriello. Arbitro Allegretta di Molfetta. Fischio d'inizio alle 20:45. E lo stesso orario di Foggia Trapani che si giocherà domani sera in Puglia. Granata al passo d'addio con Kragel in attesa del primo gol di Bomber Lescano contro un avversario che ha preso Murano, lo scorso torneo capocannoniere del girone C.
Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica.